Ieri a Milano grande successo per la prima della Traviata di Verdi, oggi permettetemi il paragone, l'Italo Ferrando è un po' come il Teatro Scala per la prima categoria C, in programma il match al vertice tra il Via dell'Acciaio e il Ponte X. I padroni di casa in divisa merengue sono diretti dal maestro Marco Repetto e tra le mura amiche non hanno sbagliata una, 5 vittorie su 5 partite. Dall'altra parte del campo il Ponte X in completo granata non vede l'ora di cantargliene agli avversari, ma le statistiche delle trasferte per i ponentini sono tutt'altro che rose, poco altro da dire che il concerto abbia inizio. La sinfonia si apre al 28esimo con l'affondo della destra di Lipardi, la seconda punta chiude un po' troppo con questo diagonale, ma Bruzzone difende il palo e manda in angolo. Ponte X ancora in avanti con il cross dalla destra di Gatti, in candela fa sportellate con Musiari. Il buon lavoro del difensore dà i suoi frutti perché la palla si limita a far la barba al secondo palo. Rischio concreto ma nulla di fatto. Attenzione perché sul successivo cambio di fronte Vassallo prova la botta dai 20 metri e Sfera che supera di un non nulla la traversa. Al 45esimo Lipardi conquista una punizione da zona interessante. Sul punto di battuta lo specialista Gianluca Grezzi prova a sorprendere Bruzzone ma la Sfera sibila alla sinistra del palo. Il primo tempo si chiude a reti in violate, ma grazie all'immagine e al montaggio del nostro Enrico Figus passiamo alla ripresa e più precisamente al 52esimo minuto con il solito Grezzi che fa tutto da solo e prova la stilettata a ridosso del vertice destro, riflesso felino di Bruzzone che si allunga e respinge in angolo. La risposta dei locali è immediata e arriva su corner di Alessi. Cerveto riceve e aggancia bene ma colpisce l'esterno della rete dando solo l'illusione del gol. 67esimo minuto, insidiosa punizione dal centro di Fiorito, in area sopraggiunge Pastorino che scarica un potente destro, Rivera si immola e blinda così il risultato. Ci stiamo avvicinando verso la fine, il Ponte X prova il tutto e per tutto. Grezzi mette in mezzo, un po' di confusione in area, alla porta prova a segnare direttamente dall'area piccola ma Bruzzone si supera e guardate il salvataggio dell'estremo difensore, una respinta di puro istinto per il numero 1 dei locali. Prima del triplice fischio ancora granata nella metà campo avversaria, tiro improvviso del neoentrato Grandoni ma ancora una volta Bruzzone conferma la sua ottima prestazione odierna. Per l'arbitro può bastare, il match finisce 0-0. Punto che ai fini della classifica non servirà molto ma rimane comunque l'ottima prestazione delle due formazioni, i ragazzi che stanno già pensando alla prossima giornata di campionato, il Via dell'Acciaio che affronterà la Campese e il Ponte X che affronterà invece il Certosa.